È la cura, la cifra della presenza di Maria nel mondo, quella cura della propria umanità che si esprime nel sì incondizionato al disegno di Dio. Lo ha sottolineato il vescovo Giampio al termine della processione che ha coronato i riti nel quartiere e nella parrocchia di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure in onore della Madonna della Lettera, venerata in questo angolo di terra ligure un tempo culla di generazioni di pescatori, perché furono proprio i pescatori nel 1783 a recuperare in mare la statua della Vergine, arrivata da Messina a seguito del violento terremoto di quell'anno. Il suo sì non è improvvisato, ma è segno della cura che ha avuto del proprio cuore, della propria anima. Nel tempo di preparazione la parrocchia di Corte ha celebrato l'Eucarestia con Don Antonio Romaniello e Don Ferdinando De Angelis, provenienti dalle diocesi di Teggiano Policastro e Salerno Campagnola Acerno, e ha accolto per la festa padre Giuseppe Riggio, gesuita, che dirige la rivista Aggiornamenti Sociali ed è messinese. Nella sua riflessione padre Riggio ha declinato il tema della cura indicandone l'origine nel desiderio, quel desiderio che spinge i messinesi a partire per cercare Maria, che in cambio non promette una vita senza difficoltà, ma ricorda la certezza della sua presenza. Da allora questa devozione si è ampliata diventando la patrona della parrocchia e adesso questo legame con Messina è sempre di più vivo e tutti abbiamo il desiderio di ravvivarlo e di renderlo sempre più fecondo. C'è un intero quartiere che celebra la Madonna della Lettera e riconosce la cura della Vergine come segno di benedizione. Quest'anno nel corso della processione l'immagine di Maria ha sostato di fronte alle acque del porto. La Capitaneria ha reso un omaggio floreale alla Vergine. L'immagine è stata portata a spalle per la processione che rientra in chiesa attraverso la salita che domina la zona del porto. Un gesto questo che è solo una delle testimonianze di cura che la comunità riserva alla Vergine. L'affetto e la devozione per Nostra Signora della Lettera da parte dei parrocchiani di San Giacomo di Corte è tanto antica quanto profonda. Ne prova l'impegno che tante persone hanno messo in queste settimane per preparare ogni dettaglio di questa festa, perché tutto fosse preparato con cura. Ci poniamo ai piedi di Maria per imparare da lei a seguire Gesù, discepoli del Signore come Maria è stata prima discepola.